Le donne parlano di grazia e questo è il titolo del convegno internazionale dedicato a Grazia dell'Eden, programma domani a Nuoro, organizzato dall'ISDRE in collaborazione con la Regione e la Fondazione di Sardegna. Si tratta di un appuntamento inserito nelle celebrazioni delle Diane che ogni anno, in occasione del 10 dicembre, anniversario della consegna del Premio Nobel per la letteratura, intende accendere i riflettori sulla scrittrice nuorese, unica donna italiana insignita del prestigioso riconoscimento. Quest'anno l'ISDRE ha scelto di celebrare la giornata delle Diane, che cadeva di domenica, in un giorno feriale per consentire agli studenti delle scuole superiori di essere presenti. Questo nella consapevolezza, spiegano gli organizzatori, che solo coinvolgendo la scuola, la conoscenza del valore dell'esempio di questa cittadina nuorese potrà mettere i germi di una sua obiettiva conoscenza e di un conseguente apprezzamento all'altezza della statura della sua personalità. Quanto al filo conduttore dei lavori, ospitati nell'auditorium dell'ISDRE, si è deciso di focalizzare la giornata su Grazia Deledda in quanto donna, e proprio le donne saranno chiamate a parlare del Premio Nobel per la letteratura, che riuscì a raggiungere l'importantissimo traguardo partendo da una condizione di svantaggio in una società ancora arcaica in cui alle ragazze al più era destinato un ruolo di moglie o madre. Il convegno inizierà alle 10 col saluto delle autorità e verrà coordinato da Anna Saderi. Gli interventi si succederanno senza soluzione di continuità per tutta la giornata.